Buongiorno a tutti da Strasburgo. Mai come quest'anno la giornata contro la violenza sulle donne ci è sembrata tanto vicina. Il terribile femminicidio di Giulia Cecchettin ha scosso nel profondo le nostre coscienze e i nostri cuori. Purtroppo, come Giulia, c'è una donna che muore ogni 3 giorni in Italia per mano di un marito, di un fidanzato, di un ex. In questo contesto non bastano le leggi, non basta inasprire le pene. Se vogliamo crescere una nuova generazione libera da quegli stereotipi che continuano a portare alla morte donne e ragazze, dobbiamo investire nell'educazione. Lo ha detto bene la sorella di Giulia, serve una rivoluzione culturale. Dobbiamo fare in modo che l'educazione all'affettività e al rispetto reciproco sia materia obbligatoria nelle scuole. Non basterà di certo ciò che ha intenzione di fare il ministro Valditara, proponendo incontri facoltativi fuori dall'orario scolastico, gestiti da un professore volontario. Questa francamente è una presa in giro. L'accesso a un'educazione sessuale e affettiva deve essere un diritto dei nostri ragazzi per preservare la loro salute, il loro benessere e in alcuni casi la loro vita. E a farlo devono essere degli esperti, professionisti. Non possiamo sempre caricare sui docenti tutte le responsabilità. L'agenda di questa settimana di plenaria prevedeva tanti voti su tematiche ambientali. Ha fatto molto discutere il regolamento che disciplinerà gli imballaggi dei prodotti sul mercato. Con la delegazione del Partito Democratico abbiamo difeso l'obiettivo di ridurre complessivamente i rifiuti, con target chiari e vincolanti. Serviranno maggiori sforzi da parte delle aziende sul fronte del riciclo. Per essere esentati dalle disposizioni sul riuso servirà arrivare a riciclare l'85% dei materiali di imballaggio, una soglia molto più elevata degli obblighi oggi in vigore. Abbiamo sostenuto i divieti sugli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette. Allo stesso tempo, sul tema della frutta e della verdura, abbiamo voluto sottolineare la necessità di garantire la sicurezza alimentare e la prevenzione degli sprechi alimentari, tematiche di primaria importanza e su cui serve un impegno particolare. Non sono mancati dibattiti di attualità in plenaria, come la preoccupante situazione umanitaria a Gaza, ma anche l'evolversi della lotta da parte delle donne iraniane per difendere le loro libertà. Infine, un grande passo per il funzionamento della nostra Unione. Abbiamo approvato un testo con proposte chiave per adattare l'Europa alle sfide del futuro. Abbiamo chiesto che il Consiglio possa prendere sempre più decisioni a maggioranza e non più all'unanimità, per agire più velocemente e in pieno diritto di iniziativa legislativa per il Parlamento. Così i cittadini avranno più voce in capitolo. Il testo che abbiamo approvato riporta inoltre la nostra proposta di espandere la cooperazione europea in tutti i settori politici, compresi ambiente, biodiversità, sicurezza, difesa, salute e protezione civile. Questo testo prevede anche che l'accesso all'interruzione di gravidanza entri nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Ora la palla passa al Consiglio e io vi terrò aggiornati.